Allora, oggi c'è, come vedete, l'assessore Lanzarin, che conoscete, che poi interverrà dopo di me, la dottoressa Scroccaro, che è il direttore della direzione farmaci della Regione del Veneto, e oltre ad essere presidente anche della commissione prezzi dell'AIFA, e poi l'avvocato Botteon, che è capo dell'avvocatura, e quindi sarà a disposizione. Siccome io non mi tratterò tanto, vedo torno su in video, e quindi se avete domande su restrizioni, robe, l'avvocato Botteon è quello che conosce tutte le norme e via. E la dottoressa Scroccaro parlerà di farmaci e cure domiciliari, e poi io passo ovviamente la parola all'assessore Lanzarin. Resto a disposizione per le domande e vi chiedo se riusciamo a impostare domande senza grosse premesse, così facciamo anche veloci. E lo sarò anch'io nel rispondere. Allora, bollettino. Il bollettino, eccolo qui, sono tamponi molecolari 4.189.980, tamponi rapidi 3.434, sono esattamente 7.624.000 tamponi in totale. Stiamo parlando delle ultime 24 ore di una domenica, quindi sempre con il solito ragionamento che facciamo tutti i lunedì. 841 persone positive. Sono 841 persone positive su 11.733 tamponi e con un'incidenza, definiamola così, quindi diciamo una percentuale di positivi sui tamponi fatti del 7,17%. Allora, sarà anche un numero che viene fuori così un po' sballato perché è della domenica, però è innegabile che dallo 0,5-1% che avevamo 2 mesi fa, adesso insomma si sta crescendo su questo fronte. I positivi dall'inizio sono 355.155. Ecco, qui su questo dato, dopo l'assessore Lanzarin mi darà dei dati, perché mi sono reso conto anche da molto dibattito che vedo in giro, che questo dato è quello che magari si considera di meno. Ah sì, i cartelli li facciamo perché tutti li vedono, non perché è una roba scenica. 355.000 positivi, dentro ci sono coloro che sono andati in ospedale, coloro che erano asintomatici, coloro che sono stati curati a casa. Quindi avete anche questi 3 numeri dopo dell'assessore Lanzarin, perché se no sembra che tutti vengano curati in ospedale, almeno dopo avete anche un dato di quanti sono stati curati a domicilio dai nostri medici, dalle USCA, insomma da quelli che hanno contribuito, i medici di base in particolar modo. Positivi di oggi 35.324. Considerate che se facessimo un dato su oggi, mi permetto di farlo vuoto per pieno, circa 17.000 persone sono sintomatiche, cioè la metà più o meno, delle quali considerate che 1.600 sono in ospedale, perché più o meno si calcola un 10%, il resto sono tutti a casa curati. Terapia intensiva non Covid. Covid, scusate un attimo. Eccola qua. Ricoverati totali 1.614, più 41 nelle ultime 24 ore. Così distribuiti, 202 in terapia intensiva e 1.412 in area non critica. Anche qui vorrei dire una roba, cioè, vi ricordo che una decina di giorni fa eravamo
a 88 persone in terapia intensiva. Cioè, se qualcuno avesse il dubbio che sta accadendo qualcosa. Delle terapie intensive è bene che io ricordi anche un altro dato che vi portiamo sempre, che è questo. 283 sono no Covid in terapia intensiva, più 202 fa 485. Cioè noi abbiamo 485 persone in terapia intensiva oggi, che se tornassimo, perché ho l'impressione che ci siamo un po', come si può dire, assuefatti a questi numeri, se tornassimo indietro con l'orologio a febbraio, avremmo esaurito i posti in terapia intensiva che avevamo a febbraio. Se oggi fosse febbraio, saremmo qui malati da portare fuori regione. Ma siccome abbiamo fatto una programmazione per un migliaio di terapie intensive, riusciamo ancora a tenere, però ne abbiamo metà coperte, quasi metà coperte. Totale dei decessi sono 10.116 più 10. I dimessi 16.821. Lo lascio a te questo, così lo puoi anche far vedere dopo. Allora, qualche breve considerazione. Intanto stiamo vivendo un momento tragico e difficile perché anche se non si percepisce magari in Veneto per la pressione ospedaliera che sta crescendo ma è ancora sostenibile, in altre regioni sono in grosse difficoltà. Quando io vi dicevo un mese e mezzo fa, siamo circondati, cioè abbiamo regioni che crescono forte, insomma capite che voi stessi mi avete chiesto se l'Emilia Romagna ci ha chiesto disponibilità di posti letto. Voglio ricordare che le misure che ci sono state date da oggi, che purtroppo ci portano a ulteriori sacrifici, penso alle famiglie che hanno bimbi, diciamo, non in età in cui non sono in grado di badare a se stessi, o hanno bisogno comunque di qualcuno che faccia da tutore quotidianamente, e se non è il genitore è la scuola, ma se non è la scuola bisogna rivolgersi ad altre realtà o familiari o esterni. Voglio ricordare che è tragico questo assetto di guerra anche per le aziende, per le moltissime aziende, vabbè, i bar, i ristoranti, ma anche tutte le aziende che non hanno mai aperto, palestre, spettacoli viaggianti, mondo dell'intrattenimento, ma tutte le aziende comunque da oggi che saranno chiuse, penso a tutte le attività commerciali che sono chiuse e a tutte quelle attività che comunque sono in difficoltà. Allora, la zona rossa, magari dico delle ovvietà per qualcuno, ma vedo che qualcuno è duro a capire. La zona rossa arriva in virtù di una legge nazionale, non una scelta regionale, ispirata come parametri dal Comitato Tecnico Scientifico, cioè da quelli che sono ritenuti i migliori luminari a livello nazionale, che guardano le curve di contagio e ne definiscono i parametri. Allora, c'è qualcuno che può dire, ma non siamo andati in zona rossa a dicembre e avevamo pressione ospedaliera, vi ricordate? Sì, c'è un piccolo particolare, che c'è stato un grande dibattito in quel periodo, novembre-dicembre, che ha prodotto cosa? La modificazione dei parametri. Cioè non vorrei che qualcuno pensasse di aver scoperto l'acqua calda. Cioè se a dicembre avevamo tanta pressione negli ospedali e zona gialla è che perché i parametri fissati dalla legge a dicembre prevedevano questo. Tanto è vero che dove è stata la modifica, le due modifiche che sono state introdotte post dicembre per andare in zona rossa, o superi i 250 positivi a settimana per 100.000 abitanti va in zona rossa, oppure il tuo R con T basta che sia 1,25. Vi ricordo che prima con l'1,25 si andava in zona arancione, se non ricordo male. No, 1,50 addirittura. 1,50 si andava in zona arancione. Quindi quello che accade oggi in virtù di una legge che è stata approvata per questo periodo.
Quanto dura la zona rossa? La legge comunque prevede che duri 2 settimane. Questo dice oggi. Comunque a 2 settimane deve accadere qualcosa. Io spero che sia 2 settimane e basta. Sottolineo spero. Quanto alla chiusura delle scuole, non è che il Veneto ha deciso di chiudere le scuole. Io ho sempre sostenuto che le scuole dovessero essere oggetto di verifica. Tanto è vero che quando abbiamo potuto con discrezionalità decidere, abbiamo chiuso le scuole, ma superiori. E quando abbiamo potuto avere discrezionalità, ovvero la scorsa settimana con la zona arancione, vi ricordo che lì decideva il Veneto, abbiamo chiuso le scuole dalla seconda media in su, proprio per evitare disagi alle famiglie. Quindi noi abbiamo sempre avuto chiaro il tema che elementari, prima media, asilo, 06 e nido fossero un problema. Tant'è vero che la scorsa settimana, nell'ambito della discrezionalità che ci è stata riconosciuta, questo siamo riusciti a fare, perché eravamo in zona arancione. In zona rossa, invece, secondo l'attuale legge, scatta in automatico la chiusura di tutto. Allora, c'è chi dice che ci vogliono atti eroici. Allora, gli atti eroici li si fanno quando c'è certezza del risultato, o meglio mi spiego. La scuola chiusa per legge, lo spiego a quelli che si rifiutano di capire la ragione, perché la scuola dipende dal Ministero della Pubblica Istruzione, non da noi. E quindi se c'è una legge nazionale che intima questo, non ci sarà un ufficio scolastico regionale che tiene le scuole aperte, a prescindere dalla volontà. Ai cittadini vanno raccontate le cose con la verità che è dovuta, anche se a volte è una verità che magari uno può dire no, ma io pensavo che fosse differente. Tanto è vero che oggi noi siamo davanti a una chiusura di scuole di infanzia, 06, le elementari, che sono quelle che più ci stanno a cuore per il tema dell'accudimento dei ragazzi, che se ci pensate, qui in Veneto è la prima volta che vengono chiuse dopo il lockdown di marzo. E a marzo, se ci pensate, giustamente i genitori, cos'è che chiedevano? Perché ora nessuno più si ricorda niente. A aprile, cos'è che chiedevano i genitori? Se riaprite le aziende, riaprite anche le scuole. Vi ricordate? Perché a leggere di qualcuno sembra quasi che noi stiamo chiudendo le scuole da mesi in Veneto. Cioè noi non abbiamo mai chiuso le scuole dell'infanzia, le scuole elementari o le scuole medie, se non la scorsa settimana, gli ultimi 2 anni delle medie. In un anno noi non abbiamo fatto questo. E ricordo anche che noi siamo una regione che rispetto alle restrizioni che hanno avuto altre regioni, che prevedevano la chiusura delle scuole, noi siamo riusciti ad arrivare fin qua. Se c'è nel decreto, nella legge, il tema del congedo, il congedo parentale, è perché noi ci siamo battuti perché fosse inserito. Ed è anche, permettetemi di dirlo, il rituale che in un provvedimento di restrizioni sia inserito questo aspetto, perché non è mai stato inserito. Quindi c'è. Anche stamattina ho chiesto, ho parlato per il tema dei sostegni. Sembra che ci siano cifre importanti perché le nostre aziende hanno bisogno di aiuti. Mi parlano di giorni per approvare questo provvedimento che sembra che abbia una mole di risorse che forse eguaglierà tutte le risorse stanziate fino adesso. È vero? Non è vero? Non ve lo so dire, ma ci stiamo interessando di questo. Cosa dico ai veneti? Dico che per rispondere a chi magari dice ma che senso ha? Il senso oggi è uno solo, non c'è un senso, no? Siamo davanti a uno scenario di guerra dove il virus ha picchiato e sta picchiando. Se dovessimo fare i liberi tutti, che a me piacerebbe, no? Come concetto, c'è un cittadino che non amerebbe pensare a questo. Dobbiamo mettere in inventario che oltre un certo limite non riusciremo più a curare chi si ammala. E non è vero che gli ospedali si riempiono perché a casa non si cura nessuno. Perché dopo l'assessore Lanzarin vi dirà anche quanti se ne curano a casa o se ne sono curati a casa. Ma lo capite da soli, no?
Se abbiamo avuto 380.000 positivi e 16.000 dimessi, capite che o tutti gli altri non avevano sintomi o comunque qualcuno li ha curati o si sono curati o hanno fatto qualcosa. Ma per dire che il vero tema oggi è quello del rischio della saturazione dei posti in ospedale, che non colpisce solo il paziente Covid, ma colpisce anche tutti gli altri pazienti. Ovvio che se tu stai in perfetta forma di salute e vedi l'ospedale da distante, ma io comprendo fino in fondo, tu dici ma che senso ha? Lascio perdere tutte le riflessioni di natura etica e morale. Uno dice, è un problema dell'ospedale. Ne dobbiamo venire fuori. E noi ci abbiamo messo e ci stiamo mettendo anima e corpo. E non è facile governando una sanità che ha quasi 60.000 dipendenti in Veneto, alla quale abbiamo chiesto sacrifici immani. Io mi sento di ringraziare tutti gli uomini e donne della sanità, perché si passa da un estremo all'altro, no? Ti denunciano perché tarocchi i dati per restare in giallo, ti denunciano perché tarocchi i dati per andare in rosso. A me sembra che non stia tanto in piedi sta tesi qua, a distanza di una settimana o di 2 settimane. Io, scusate, ho detto denunciano, non è che abbiamo avuto denunce, lo dico per la zona rossa. Dico che questa è una sfida che dobbiamo vincere tutti assieme. Sono anch'io convinto, e l'ho detto in tempi non sospetti, che la politica delle restrizioni, e l'ho detto in tempi non sospetti, cioè mesi fa, andate a prendervi le mie dichiarazioni, che la politica delle restrizioni non si può portare avanti all'infinito, perché non ne veniamo fuori. Guardo anche il mondo intero però, lo guardo perché, per carità, può essere che noi siamo sgangherati, ma mi chiedo come mai la Germania è al suo terzo lockdown. E noi ne abbiamo fatto uno solo di lockdown. Mi chiedo come mai la Gran Bretagna è al suo terzo lockdown. Mi chiedo come mai il Portogallo è al suo secondo lockdown da 2 mesi. Mi chiedo come mai comunque molte comunità sono in difficoltà come noi. Chi è che avrebbe mai pensato di vedere le fosse comuni a New York? Negli Stati Uniti non si sanno curare i cittadini? Il virus è diverso? Non sto citando il Brasile, l'America Latina o altri paesi sui quali si potrebbe aprire un dibattito sulla qualità delle cure. Sto parlando di paesi comunemente ritenuti civili. Abbiamo visto anche i dati della Svezia, no? Che sembravano lungimiranti all'inizio. La Svezia non ha nessun problema, alla fine poi la Svezia ha dovuto ricorrere a tutte le misure di restrizione. Io non sto difendendo misure, sto semplicemente dicendo che è rispettabile la posizione di ogni cittadino, anche di chi dice io voglio essere libero, e ci mancherebbe. Però non è rispettabile la posizione di chi dice che il virus non esiste. O peggio ancora, di chi dice che il virus è tutto un sotterfugio, è tutta una programmazione dei marziani, dei grandi poteri e altre robe. Perché noi non abbiamo deciso di rovinarci la vita come tutti gli altri cittadini per un anno. Io non mi diverto a venire qua, tantomeno l'assessore Lanzarin, avremmo altro da fare e siamo qua tutti i giorni. Quindi star qua tutti i giorni per tenere in piedi una farsa, decisamente no. C'è purtroppo una brutta notizia oggi, che la procura di Biella ci ha inviato in AS, ha bloccato un ulteriore lotto di AstraZeneca, che è quello del Piemonte di ieri. Ho parlato con il ministro Speranza, ovviamente non riguarda solo noi, lo dico per evitare quelli che sono bravi a scrivere post e dopo non sanno magari neanche mettere l'H davanti la A, che riguarda tutta Italia. Però capite che è un altro duro colpo, perché in via precauzionale, e questo ci sta, ci si pone un problema, però è altrettanto vero che in via precauzionale, per evitare che qualcuno finisca in ospedale perché non è stato vaccinato, bisogna far veloci. Se il vaccino è con causa o causa della morte o non c'entra niente, bisogna chiarirlo velocemente. E stiamo parlando del Piemonte, questo è il lotto piemontese, bloccato il 5811, però a me spiace anche pensare che qualcuno possa pensare di aver inoculata la morte, nel senso che, ma ragazzi, il 50% di defezioni nelle vaccinazioni ci dice questo e c'è paura nelle vaccinazioni. Una campagna partita in pompa magna,
coinvolgendo ingegneri gestionali, adesso i medici di base, le aziende, che dopo ve lo dirà l'assessore Lanzarin, che abbiamo incontrato stamattina, ne viene fuori che è un altro lotto di AstraZeneca bloccato. Noi ne abbiamo parecchi di lotti di AstraZeneca, però è pur vero che questo non aiuta ad essere credibili sul fronte delle vaccinazioni. Attenzione, io non faccio rappresentante dei vaccini e non prendo neanche la percentuale sui vaccini. Vi dico che chi vuole si può vaccinare, chi non vuole se ne sta a casa. Che sia chiaro, Perché ritorno alla storia delle azioni di Veneto Banca. Non è che tu all'ultima assemblea vai sul palco e dici io le ho comprate perché ho letto sul giornale che anche Zaia ce le aveva. Fate quello che volete. Rivendichiamo di essere cittadini con la C maiuscola. Anche nelle decisioni personali bisogna essere cittadini. Lo dico perché la comunità scientifica in questo momento rassicura la comunità dicendo che il vaccino non ha dato evidenza scientifica su una mole paurosa di vaccinazioni che già sono state fatte nel mondo. Dopodiché, se domani mattina cambia tutta la musica, non ve lo so dire. Però certo è che noi abbiamo una campagna vaccinale che è messa a dura prova, perché capite che saltano lotti importanti di vaccini. Johnson & Johnson, ne parlavo stamattina col ministro, arriverà a metà aprile. Probabilmente avremo una milionata di vaccini in Italia per metà aprile. Loro hanno un obbligo di consegna di 7 milioni di dosi per quel trimestre, quindi aprile, maggio, giugno. Probabilmente il primo mese di quel trimestre, che è da metà aprile, quindi i primi 15 giorni, sarà 1 milione di vaccini. E dobbiamo andare avanti. Vi do solo un dato per farvi capire cosa significhi vaccinare. 30.000 ospiti delle case di riposo, a dicembre 3.500 contagiati, il virus c'è anche oggi, avete capito, lo si vede, insomma, mi sembra evidente, no? 3.500 ospiti contagiati a dicembre su 30.000. Oggi sono poco più di un centinaio. Capite che se avessimo avuto il vaccino, non a dicembre, a febbraio dell'anno scorso, oggi non saremmo qui con le contabilità che abbiamo. Dopodiché io continuo a dire che noi ricorderemo, io spero, questo periodo come una roba sicuramente da dimenticare, ma capiremo anche la difficoltà di tutti i sanitari e la pressione a quale sono stati sottomessi. E i cittadini. Ai cittadini che comunque, tutti noi cittadini, che comunque nelle diverse misure soffriamo e sopportiamo una situazione del genere, che non è indotta da qualcuno. Non l'abbiamo portato noi il virus, non l'ha portato qualcun altro, c'è in tutto il mondo. Io sapete cosa penso ogni tanto? Poi chiudo, scusatemi questa digressione. Penso ogni tanto al 1919, quando c'è stata la spagnola, che è stata fetente come sto virus. E penso che non avevano le mascherine, penso che non avevano i presidi farmacologici che noi abbiamo oggi, penso che non avevano gli istituti di ricerca e tutto quello che hanno avuto, che abbiamo noi, penso che non avevano gli ospedali che abbiamo noi, impensabile avere gli ospedali che abbiamo noi, la qualità di cura che abbiamo noi, non avevano un respiratore e un tubo per chi doveva andare in terapia intensiva. E allora dico che noi oggi abbiamo quantomeno questo vantaggio. E guardate che la spagnola ha decimato. Quindi noi dobbiamo venirne fuori, cioè abbiamo gli strumenti per venirne fuori, dobbiamo venire fuori velocemente. Io non aggiungo altro e poi torno su per questa storia dei vaccini. Se mi fate delle domande veloci, volentieri rispondo. Esatto, ecco, magari non sulle restrizioni, perché l'avvocato Botteo Mari alla fine vi dice se avete quesiti. Io non è che sia molto preparato. Tosato Martino di Padova. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, due cose senza premesse, Prego. senza chiacchiere Grazie. superflue. Uno, il lotto dei vaccini che è stato sequestrato dai NAS di Biella, no? In questo caso il lotto Veneto l'hanno sequestrato dappertutto. Quanti vaccini comprendeva? Quanti sono stati somministrati? Siamo al conto che abbiamo fatto stamattina. Allora, il lotto era di 41.300 dosi, ne abbiamo usate 40.300. Ne abbiamo usate 20.952, ne restano altre 20.348.
Quindi un blocco di 20.348. Dalla sigla che così non ci siano No, il dubbi. lotto è quello 5811. AZ cos'è? 58? AZ Mi sembra. 5811. Sono state usate un po'. Prego? Sì, Ah, sì, non sì, so sì, adesso scusa. Sono state usate un po' in tutte le ULSS come quello precedente? Presumo Più o di meno. sì, non ho la specifica di ogni singola uso, ma essendo un lotto l'altro era di 20.000, questo è di 43.000, di 41.000, quindi chiaramente probabilmente è stato suddiviso. Noi tra speriamo che si chiarisca velocemente, perché tenere 40.000 dosi o 20.000 dosi ferme, cioè, capite? Ecco, questo Senza quelle che ci arriveranno, immagino che oggi ne arrivino ancora di queste. Cioè, non lo so. costituisce un danno serio per la campagna in termini. Sì. Sì. Cioè, considerate, noi vi dico che noi a regime avremo fuori, cioè l'obiettivo nostro è arrivare a 50.000 con 1.200-1.300 persone che si occupano della campagna vaccinale. Cioè, sì. Come vi dico sempre io, un discorso stare in tribuna a guardare la partita di calcio, a bordo campo 1.300 persone per 50.000 dosi. Cioè noi avevamo già iniziato il decollo, perché si vedeva nelle tabelle, cioè adesso sono 3 giorni che si prendiamo mazzate. Ieri abbiamo il bollettino di oggi da 16.000 vaccini, ieri erano 17.700. Stamattina stavamo vaccinando bene, perché noi ce l'abbiamo online, quindi lo guardiamo in continuazione. Stamattina alle 10:30 già eravamo abbondantemente sopra tutte le previsioni, e adesso è arrivata questa ulteriore notizia, quindi dobbiamo togliere i vaccini, trovarne altri, chiamare a casa. Quindi domani non so quale sarà il risultato. Sono bravi se ne fanno 15.000 per domani. Ecco, non c'è ancora alcuna evidenza. Noi non abbiamo evidenze, ecco, se non le febbriciole, lo stato di spossatezza, le solite robe, insomma. Ecco, una domanda invece di carattere diverso che riguarda gli interventi del governo. Lei ci ha detto di aver sollecitato ancora giorni fa il governo sul fronte bonus babysitter, congedi parentali e sostegno alle imprese. Ora, per quanto riguarda il bonus babysitter, il ministro Bonetti ha dichiarato che gli stanziamenti previsti ulteriori saranno però limitati a sanità, lavoratori autonomi e forza dell'ordine. Non è proprio il massimo per tante categorie che si vedrebbero escluse. Perché, guarda, non lo so, non me ne intendo. Immagino che considerasse che chi invece è dipendente al congedo parentale, immagino per questo, non so, non ve lo so dire. Evito anche di addentrarmi su questo tema qui. Di certo, io ho visto che sono 100 euro, mi sembra, di bonus bebè. Sì, al massimo 100 euro, cioè il tetto è 100 euro. Secondo me c'è una cifra che non sta sul mercato. È meglio che si mettano d'impegno e facciano meglio. Cioè, che babysitter paghi con 100 euro? Sì, fa i voucher. Cioè, perché poi devi fare i voucher è tutto, cioè 10 ore di, 10 ore di lavoro a fare la propria tirata. Che cos'è che la spinge a ritenere che il governo metterà sul piatto una grande mole di risorse a sostegno delle imprese? Ma perché non c'è via d'uscita? Se abbiamo messo, come si può dire, il medico della finanza e dell'economia su una partita così importante, io veramente spero che il primo ministro Draghi ci metta tutto il suo impegno. Conosco il ministro Daniele Franco e so che anche lui ci sta mettendo impegno. Sono sicuro che ne uscirà una buona proposta, anche perché le imprese vanno aiutate sul fatturato, cioè basta con questa storia di ristori, cioè sul fatturato, e soprattutto che ci sia una platea di aventi titolo molto più ampia di quella che abbiamo visto fino adesso. Sto parlando di imprese in questo caso. Ecco, le famiglie in queste 2 settimane vanno aiutate. L'ultimo dettaglio, che non è proprio un dettaglio, diceva che stiamo scontando un 50% di defezioni. Sì, però faccio un appello, almeno chiamino e si disdicano la prenotazione, perché noi siamo imbarazzati.
E voglio spezzare una lancia per il dottor Benazzi, perché è stato ingiustamente, non da voi, ma da qualcuno No, però mi perdoni, volevo Sì. sapere, queste defezioni sono diffuse un po' dappertutto, sono Sì, sì, sì. concentrate No, su AstraZeneca. dappertutto. A partire da quando? Da sabato? Da sabato. Sì. Cioè persone che non si presentano agli Sì. appuntamenti. Però bisogna disdirlo l'appuntamento. C'è anche chi vuole farsi il vaccino. E noi non possiamo lasciarlo a casa perché qualcuno si prende anche il lusso da snob di non neanche avvisare che non si... Cioè, il dottor Benazzi sabato si è ritrovato 1.000.000 di dosi sul tavolo, a sorpresa. E ha fatto quello che deve fare un direttore. Ha chiamato dappertutto, ha pensato a forme associative, so che è riuscito a fare qualche giornalista, ha chiamato tutti i sindaci chiedendo di mandassero dipendenti comunali, mandassero qualcuno, non gli amici degli amici. Cioè, secondo voi poteva buttare via 1.000 dosi? È riuscito, peraltro, devo dire, sono riusciti a vaccinare fuori agenda un sacco di anziani. Questo è stato chiamando i centri anziani. Insomma, a sera non si butta via una dose, ma non esiste. A me spiace che abbia subito attacchi ingiusti semplicemente per essere stato efficiente. Cioè, uno normale si mette sul marciapiede di grande passaggio e vaccina la gente che passa per strada, non butta via 1.000 dosi. Parliamo di migliaia di defezioni. Beh sì, lui ne ha avuto 1.000.000 solo lui. Fate il conto delle ULS, cioè, pensate cosa è successo. Cioè, il dottor Contatto di Venezia ci diceva a me l'assessore, il 54% di defezioni. Tu sei stata alla Berica. L'America ha fatto 1.000 vaccinazioni quando di solito ne faceva 2.000 minimo, quindi 1.000 Sì, è arrivata anche vaccinazioni 3.000. meno. Cioè. Sì. Specifico, allora, questo lotto è stato consegnato in tutte le USL, a parte la 1, la Dolomiti, la 9 Scaligera. Tutte le altre invece hanno avuto dosi di questo lotto. Le uniche escluse da questo lotto sono la 1 Dolomiti e la 9 Scaligera. Ovviamente noi lo teniamo in magazzino perché appena si è chiarita sta roba torna in pista. Grazie. Se riusciamo ad andare avanti, ragazzi. Giacomuzzo, Bonet e Parisi. E Prigione. Buongiorno a tutti. Sì, una precisazione allora su AstraZeneca, lotto 5811. Da quando è che avete avuto il... Stamattina. Chiamato in ASL la dottoressa Russo. Ho capito. Quindi non AIFA, ma in ASL. Sì. Io ho parlato sia col presidente AIFA dopo che con il ministro Speranza e erano informati della cosa. Il ministro nel particolar modo mi ha detto che avevano avuto anche loro la notifica dai NAS, per cui il che vale per tutte le regioni ovviamente. Non è che, ecco, ci terrei che nella comunicazione non fosse sottointeso ma fosse chiarito che riguarda tutte le regioni. Chiaro, anzi, ieri ci si chiedeva come mai non fosse scattato subito, nel senso che con l'altro caso, quello siciliano, era arrivato la notifica da AIFA. Adesso è accaduto. No, non c'è notifica di AIFA al momento. No, c'è procura di Biella per il tramite dei NAS e noi adempiamo a quanto prevede la procura, ci mancherebbe. Presidente, poi un'altra domanda. Sempre Capite che siamo partiti da un virus di Vo, siamo arrivati ai sequestri dei vaccini, a procure, gente che non disdice l'appuntamento, siamo un panettone, lievita sempre di più. Precisazioni, poi volevo chiederle Sì. concrete su questo caso delle persone che scelgono all'ultimo momento di non fare il vaccino. Queste persone che saltano, se domani volessero ritornare a fare il vaccino, si mettono in fondo alla coda? Io le metterei in fila alla fine della coda. C'è una regola per queste cose? Ma guarda, ci stiamo pensando perché comunque l'opportunità vaccinale va garantita in maniera equa a tutti i cittadini. Come si dicono le mamme? Gelato a testa, no? 1, 2. Cioè, nel senso che io penso che dobbiamo fare le cose eque. Non devono esserci cose da persecuzione, però giustamente chi rinuncia al suo turno lascia il turno a quello dopo. Okay, quindi allora, però resta sempre la volontarietà.